Se volete fare carriera nella vita, preoccupatevi dello studio e della cultura, perché credetemi, fare le zoccole è difficilissimo. Veramente. Chi ce la fa in genere ha una mamma o una nonna già inserite nel settore, perché se no non può funzionare. Veramente per me all'inizio è stata dura, durissima, eppure non sono una che se ne sta con le mani in mano. Io le mani le muovo e come, Solo che sono stata fortunata perché ho incontrato un'amica che è bravissima, lei è proprio portata, figlia d'arte. Lei mi dice sempre: se vuoi avere successo in questo settore devi avere le palle. Lei si chiama Pasquale. Mi ha detto: non ti preoccupare perché ti presento io un politico, una sola volta ti cambia la vita. Sono andata a casa, mi sono preparata e sono uscita. Ho preso la metropolitana, nella metropolitana c'era un sacco di gente scostumata che andava di fretta. Signorina, scendi alla prossima, si sposti il push-up che non vediamo le fermate. Qua la gente è stanca, sta tornando da lavoro. Ho detto: vabbè, voi state tornando da lavoro, io ci sto andando adesso. Per favore non spingete il primo giorno che è escort. Mi sono girati tutti quanti, ho detto: sì, lo so che è un lavoro difficile, ma io ce la metterò tutta. Veramente ce la lascerò proprio, basta che mi dicono dove. Una signora si è alzata e ha detto: complimenti signorina, ha fatto benissimo. Ho anche una mia cognata, 20 anni fa l'ha data una sola volta alla persona giusta, si è sistemata tutta la vita. Io da 20 anni a mio marito sto facendo la fame. Un altro signore si è alzato e mi ha detto: signorina, io sono consigliere circoscrizionale, se la volete dare a me posso vedere per un posto da bidella in una scuola di Secondigliano. Ho detto: fate come se avessi accettato. Già, ma ne c'ha sorda a fare bidella a Secondigliano. Poi finalmente sono arrivata a destinazione in un bellissimo palazzo, mi ha fermato subito l'usciere, ha detto: signorina, lei viene dalla Camera? Ho detto: no, però spero di finirci tra mezz'ora. Io ho detto: veramente io sono venuta da sola, però non resterò sola tutta la sera perché a un certo punto deve arrivare un politico molto importante e io devo andare a letto con lui in cambio di una sistemazione e forse di un appartamento, ma non mi chieda di più perché sono una persona riservata. Lui mi ha detto: allora signori, non mi dice con chi va a cena o va fuori. Poi per fortuna è passato un politico che era veramente una persona molto per bene, mi ha portata al suo tavolo, ha detto: non si preoccupi signorina, la faccio entrare io. Mi spieghi, ma lei è una ragazza escort o una ragazza immagine? Io per distinguermi ho detto: no, guardate, io sono proprio zoccola.